Di nuovo in diretta, una lunga diretta quella di oggi. Siamo partiti con il nostro Lucio Zanato perché siamo nel cuore del raduno triveneto degli alpini e il nostro Lucio Zanato tornerà in chiusura, quindi a seguire dalle 14:30 in poi. Torneremo in diretta con le nostre telecamere a Belluno per il raduno triveneto. Vi ricordo che questa mattina alle 9:30 c'è stato l'alzabandiera, poi la diretta della Santa Messa e le varie interviste che Lucio ha raccolto sul campo sul Nevegal. Torneremo da lui a partire dalle 14:30. Abbiamo parlato di diversi argomenti, dal codice della strada, il nuovo codice della strada che va a disciplinare l'utilizzo dei monopattini, l'allarme zecche sui nostri territori, come difendersi, e adesso, come promesso, andiamo a Volpago del Montello. Lo facciamo insieme all'assessore ai servizi sociali e alla famiglia con delega alla sanità del Comune, Manuela Bertuola. Buongiorno Manuela. Buongiorno a tutti voi. Allora, l'assessore non indossa la fascia ma indossa una maglietta rosa perché vogliamo presentare la tradotta, che è una marcia camminata di 16 km ma che ha una storia bellissima da raccontare. Ci racconta come nasce la tradotta, assessore? Allora, la tradotta, l'idea di realizzare la tradotta in rosa è nata per poter sostenere, aiutare tutte le donne all'inizio malate di cancro, che conoscono questa malattia, questa bruttissima malattia. Allora l'idea è nata da noi di Volpago per questa camminata, i cui proventi sono tutti devoluti all'ILT Treviso. Da quest'anno questa tradotta, che noi abbiamo chiamato tradotta in rosa, è aperta anche agli uomini, perché da quest'anno abbiamo aperto appunto anche le visite mediche, e tutto quello che compete, insomma, la medicina eccetera, anche agli uomini, e pertanto abbiamo pensato di farla, la tradotta è in rosa e azzurro. Devo dire con molta soddisfazione, siccome anche oggi ero presente alla Baita degli Alpini per le iscrizioni e per la consegna delle maglie, che molti uomini stanno partecipando, e direi che le magliette che ho consegnato per prime sono state quelle azzurre, e questo mi ha dato soddisfazione. È un bel segnale, ma perché giustamente, Manuela, la prevenzione di tutti, no? La prevenzione di tutti, la prostata, ad esempio, per gli uomini, il tumore al seno per le donne, che purtroppo sono neoplasie sempre più diffuse, no? Anche in questo particolare periodo storico. Certo, infatti si pensa proprio alla prevenzione, ad essere vicini a chi purtroppo deve affrontare questo problema, insomma, e poi per far capire a tutti che prevenire, come si dice, è meglio che curare. Allora, sono 16 km e la tradotta era il percorso ferroviario che da Montebelluna arrivava a Nervesa. Come nasce questo percorso? È un percorso tracciato già ancora nei tempi della Prima Guerra Mondiale? Sì, certo, è un percorso della Prima Guerra Mondiale, dove appunto portava i soldati in guerra, per l'appunto. Partiva da Montebelluna ed arrivava fino a Nervesa. Il percorso complessivo è appunto di 16 km. Noi la tradotta l'abbiamo organizzata nel nostro comune, perciò è organizzato con 5 o 10 km a seconda di quanto la gente vuole camminare. È semplicemente una camminata, non è competitiva, però insomma siamo rimasti dentro al comune di Volpago del Montello. Allora, dunque, la partenza è fissata per il giorno 24 di giugno. Da dove si parte e quale sarà appunto il percorso? Ce lo racconta un po', poi noi abbiamo anche le immagini della tradotta dello scorso anno che lei ci ha mandato, tra poco ve le facciamo vedere. Da dove si parte? Allora, si parte, il ritrovo è alle 18 di sabato prossimo 24, dietro il municipio di Volpago del Montello. La partenza è alle 18:30, è la nostra terza edizione. Abbiamo le immagini proprio lei lo scorso anno, quindi poi insomma anche tutti i banchetti, no? Gli stand di informazione della LILT, che sono allestiti. Vediamo anche ecco gli alpini, esatto, che è molto indispensabili. Gli alpini mi aiutano molto e mi sostengono in questa iniziativa, perché l'idea può nascere anche da una sola persona, ma è indispensabile veramente che ci sia un gruppo dietro le spalle che ti sostiene e ti aiuta, e noi, il nostro gruppetto di 10 persone, che è molto... Che abbiamo e che lavoriamo insieme, è importante, insomma, perché non si fa niente da soli, ecco, bisogna essere in gruppo, questo sì. Allora, partenza, si diceva? Si diceva, partenza dietro il municipio di Volpago del Montello. Partiamo e ci sarà un percorso ben delineato anche dalla segnaletica. Si prende subito la tradotta, perché
siccome personalmente non mi piace che il giro sia andata e ritorna per la stessa strada, allora facciamo sia la tradotta che il stradone del bosco. E pertanto la passeggiata è a circolo e appunto, si fa sia la tradotta che lo stradone del bosco e si ritorna sempre allo stesso punto di partenza. È una camminata a cui tutti sono invitati a partecipare, no? Quindi Tutti. davvero anche un'occasione per riunire una comunità e non solo. Sì, certo, la camminata è aperta a tutti, aperta ad adulti, ai bambini. Oggi mi hanno chiesto anche se le famiglie possono portare anche il loro cagnolino, ho detto senz'altro di sì, perché deve essere una giornata, 2 ore che la comunità appunto si ritrova e passa in tranquillità, insomma, ecco, questo è l'obiettivo anche, ritrovarsi. Senta, dietro un evento di questo tipo poi c'è una grandissima organizzazione, lei ci raccontava, insomma, sono diversi mesi che, certo. perché poi c'è da gestire il servizio di sicurezza, ci sarà la polizia, ci sarà la protezione civile, ci sono tantissimi volontari che si muovono dietro una camminata di questo tipo. Ci vuole un po' raccontare sì, è vero. Che tipo di lavoro c'è stato in questi mesi? È vero, è importante appunto avere questo gruppo di persone. Noi ci siamo trovati spesse volte, è da gennaio che ci stiamo trovando e stiamo cercando di organizzare al meglio questa serata. Ecco, questa è anche la novità di quest'anno, che la stiamo organizzando la sera alle 18. Fino all'anno scorso l'abbiamo organizzata la domenica mattina, ma era per portare una novità. E c'è bisogno. Forse avrebbe potuto fare caldo, no? Visto sì, il periodo. esattamente. Speriamo sia un bel sabato pomeriggio, una bella serata. Diceva l'organizzazione, c'è dietro. Intanto ringrazio moltissimo il sindaco e tutta l'amministrazione di Volpago che aiuta e sostiene questa iniziativa, l'ha sempre sostenuta e sostiene questo tipo di iniziative. Abbiamo la protezione civile, abbiamo la polizia locale. Abbiamo il gruppo Alpini. Qui siamo ai blocchi di partenza? Qui siamo al blocco di partenza. Quest'anno la partenza è al contrario, non è da questa parte come stanno partendo ora, ma dall'altra parte, però il punto di partenza è sempre lo stesso. Ci saranno i coriandoli e quest'anno rosa e azzurro per l'appunto e poi partiamo. Senta, lei diceva ci sono persone che hanno affrontato la malattia, che hanno vinto la malattia, ci sono i loro familiari, no? Perché molto spesso la malattia coinvolge intere famiglie, stravolge la vita di intere famiglie, quindi un po' l'invito è davvero a tutti coloro che hanno vissuto anche in terza persona che cosa significa una malattia, quanto può stravolgere la vita di una famiglia, a partecipare, a far sentire la propria vicinanza. Sì, questo sì. Perché oramai, sì, oggi poi doveva essere presente anche il dottor Rizzetto, ma ha avuto un'emergenza e giustamente si dà precedenza a queste cose, che lui è un medico, è il medico chirurgo dell'ospedale di Treviso. E, sì, è importante sostenere e star vicino alle persone, perché io credo che oramai, non so, una famiglia su 3, non voglio dire anche numeri, però è così, una famiglia su 3 conosce o si avvicina a questa malattia ed effettivamente è così, quando la conosci o per un familiare o per te stessa, sì, in quell'istante quando ti dicono che bisogna fare accertamenti e poi ti danno anche il responso, penso che sia una doccia fredda e che sia importante che ci siano persone che ti danno conforto, aiuto e come questa manifestazione che stiamo cercando di fare, aiutare anche all'ILT di fare prevenzione, di aiutare le persone che hanno bisogno, di fare ricerca ed è questo il nostro intento, veramente. Noi cerchiamo di dare tutto all'ILT e di non avere spese appunto perché lo facciamo con il cuore, veramente. Esatto, spero di riuscire a manifestare. Una manifestazione di volontariato, sì, proprio perché tutto il ricavato, nemmeno un centesimo sarà trattenuto, tutto il ricavato è devoluto alla LILT. Certo, perché quello che abbiamo, anche poi quando accoglieremo la gente che torna, che ci sarà un buffet, ci sarà frutta, ci sarà acqua, eccetera, è tutto offerto da sponsor. Quest'anno ne abbiamo avuti 40 che ci hanno appoggiato e chi con soldi, insomma, che versano direttamente all'ILT o con qualcosa che ci hanno offerto, noi riusciamo a fare quello che riusciamo a fare, però non avendo o cercando di avere il minimo delle spese possibile, questo sì.
Tra l'altro, insomma, stiamo vedendo anche questi meravigliosi paesaggi naturalistici che caratterizzano, no, il comune di Volpago del Questo Montello. è lo stradone del bosco, scusa questo è lo strodone del bosco, mentre prima forse eravamo nella tradotta. Ecco, sì. È uno spettacolo anche della natura, no? Sì. Volpago inizia ad essere anche un comune particolarmente turistico, no? Da questo punto di vista, il turismo lento, come dire. Certo, no, il turismo sì, Volpago ha molti paesaggi, poi ha l'obiettivo anche di promuovere diversi sport, perché vediamo che oltre alle camminate poi sul Montello ci sono gare anche di mountain bike, biciclette, calcio, sport, insomma è un comune che offre moltissimo, sì, questo sì. Allora, di camminate di questo tipo ne abbiamo viste molte, camminate per la solidarietà, abbiamo raccontato quella di, se non sbaglio, alcune settimane fa che si è tenuta a Treviso, non so se lei era presente alla maratona di Treviso. Questa volta l'appuntamento invece allora è a Volpago del Montello, con partenza alle 18, un percorso di 16 km che però voi in qualche modo avete trasformato perché possa essere piccolo, alla portata di tutti, e poi il momento conclusivo, insomma, per stare insieme. Io ho visto che lei ci ha portato anche qui una sacca, che è la sacca che viene data in dotazione a tutte quanti, a tutti coloro che si iscrivono. Intanto la maglietta, che è questa, è quella che indosso io e la volevo regalare a te. Grazie, la indosserò volentieri. Anche se non la indossi, ma perché resti come ricordo. Questo è lo zaino che noi consegniamo a tutti quanti, dove dentro ci sono dei gadget che ci hanno dato appunto i nostri sponsor. Alla partenza daremo a tutti quanti, a chi vuole, o alla partenza o al ritorno, una bottiglietta d'acqua e tutto quello che può servire per fare la camminata, e questo sarà lo zainetto per mettercela dentro e per non buttare l'immondizia quando sarà finito. Ecco, abbiamo pensato tutto. Avete pensato a tutto. Ecco, allora l'ultima battuta è questa: come stanno andando le iscrizioni? Facciamo un appello, insomma, a venire numerosi dai vari comuni vicini e non solo. Sì, esattamente. Le iscrizioni stanno andando bene, insomma, oggi ho avuto il secondo incontro e siamo quasi arrivati, anzi diciamo abbiamo superato gli 800 iscrizioni. Mi auguro che ho un'altra settimana davanti, che la gente si iscriva, perché nelle precedenti 2 edizioni siamo sempre arrivati ad avere 1000 iscrizioni. Nel nostro piccolo è bellissimo avere 1000 persone che vengono alla tradotta e che camminano in quel di Volpago. Grazie Assessore per essere stato in nostra compagnia. Abbiamo in qualche modo lanciato questa corsa, questa camminata per la solidarietà, nella speranza, insomma, che possa raggiungere quante più persone possibile, anche perché tra l'altro è una camminata, la camminata fa parte, no, della prevenzione che viene chiesta a tutti, no? Prevenzione per avere un corretto stile di vita, una buona alimentazione, ma insomma anche la camminata. Poi se la camminata viene fatta insieme, fianco a fianco, soprattutto per chi sta attraversando un periodo difficile, è ancora più importante. Grazie a Manuela Bertuola, assessore ai servizi sociali e alla famiglia con delega alla sanità del comune di Volpago. Grazie a voi, grazie per questa bellissima opportunità. Grazie. Allora, noi andiamo avanti e allora parliamo proprio di sport giovani e sport, perché l'unità operativa di medicina dello sport dell'ULSS 2 è stata designata centro di riferimento regionale per lo sport nei giovani con cardiopatia. Vediamo il servizio. Vediamo se riusciamo a mandare il servizio, è ancora in fase di caricamento. Allora vi racconto io intanto che a partire dalle 14:30, quindi tra pochissimo, ci collegheremo con il nostro Lucio Zanato per una nuova diretta del raduno triveneto degli alpini. Adesso vi facciamo vedere il servizio dedicato allo sport. È stato riconosciuto presso l'unità operativa della nostra azienda di medicina sport, è stato riconosciuto la capacità, insomma, la possibilità di poter diventare centro di riferimento per la regione del Veneto per i giovani pazienti affetti da cardiopatia, e quindi poter dare delle risposte a giovani ragazzi con una cardiopatia su quale tipo di attività fisico-sportiva possa essere più indicata da poter svolgere in sicurezza. Ci sono voluti 10 anni di attività dedicata al monitoraggio di giovani atleti per diventare centro di riferimento regionale per lo sport nei giovani con cardiopatia. Molto spesso sono soggetti asintomatici, quindi la cosa non è semplicissima, quindi serve grandissima attenzione, grandissime potenzialità diagnostiche per poterlo fare.
Nella nostra azienda siamo fortunati perché abbiamo una serie di tantissimi dipartimenti, il Dipartimento Cardiovascolare con il dottor Cernetti con cui collaboriamo, il SUEM per l'assistenza in chi ha già avuto un problema di questo tipo. E una volta fatta la diagnosi bisogna comunicarla, che è la cosa più complicata da comunicare alla famiglia, ai giovani atleti, quali vedono infranto magari il loro sogno sportivo. Un approccio multidisciplinare che si occupa di agire sempre più nell'attività di prevenzione e migliorare la qualità di vita dei ragazzi affetti da patologie cardiache. Bisogna prendersi in carico di questi ragazzi, bisogna cercare di un po' alla volta farli diventare consapevoli, che significa essere informati ma essere in grado di poter scegliere poi cosa poter fare. Li formiamo anche sull'ambito sportivo, li alleniamo monitorati per vedere cosa è possibile fare rispetto a quello che non è possibile fare, ci rapportiamo con la società sportiva per spiegare cosa questi ragazzi possono fare e poi entrano in un follow-up. Una rete globale di assistenza che vede anche la collaborazione con il SUEM 118. Novità importante, la possibilità di inserire nel sistema informatico della centrale operativa i dati di giovani pazienti attenzionati, così che in caso d'urgenza i sanitari possano intervenire nel modo più opportuno. E laddove arriva la chiamata del soccorso, dell'emergenza, compare già il warning sulla schermata dell'operatore e l'equipaggio che esce in ambulanza o in elicottero per portare soccorso a questo giovane paziente sa già le indicazioni che sono a priori state date. Allora, come annunciato, puntualissimo è arrivato il nostro Lucio Zanato, siamo con lui in collegamento da Belluno. Io vi saluto e vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e passo il testimone al collega che si trova insieme a Nicoletta Rizzetto per continuare questa bellissima diretta per il raduno triveneto degli alpini a Belluno. A te Lucio. Sì, Anna, se gentilmente puoi tenere ancora un secondissimo la linea perché ci stiamo organizzando per la lunga diretta, quindi se mi dai ancora un minuto che devo organizzare una cosa logistica, dopodiché prendo la linea definitivamente, va bene? Certo Lucio, va bene, con chi sei? Sono con il capogruppo degli alpini di paese, però devo risolvere un problema logistico immediato, poi mi prendo la linea subito. Abbi pazienza un secondo, tieni la linea che poi la riprendo immediatamente. Intanto Nicoletta vi fa vedere delle immagini della caserma, che noi abbiamo ottenuto il permesso di poter visionare la caserma del 7° reggimento. Vice capogruppo. Va benissimo con il nostro Lucio Zanato, ma evidentemente questo è il bello anche della nostra diretta. Sapete che siamo partiti questa mattina presto con l'alzabandiera e saremo nuovamente in diretta anche questa sera per raccontarvi la serata alpina tra cori e racconti delle penne nere, poi a partire da domani mattina lo sfilamento con le penne nere di tutto il Triveneto che marceranno nel segno dell'alpinità. Andiamo avanti con i nostri servizi. Allora, il nuovo gruppo GAL che si è costituito, siamo nella Marca Trevigiana. Vediamo. La consultazione del territorio serve, oltre che a sentire il partenariato, noi sentiremo anche proprio il territorio, faremo delle assemblee locali fuori, proprio invitando i cittadini per sentire le loro idee e quindi costruire dal basso questo grande progetto. Sarà un'estate di ascolto del territorio per il GAL Alta Marca, pronto a candidarsi per la programmazione Leader 2023-2027. Sul tavolo ci sono oltre 3.600.000 euro da destinare a soggetti pubblici e privati per rendere l'area, 22 comuni interessati, più vivibile. Rispetto al passato, anche recente, ampio spazio sarà dato ai temi sociali. La novità è anche che potremo attivare degli interventi specifici che solo il GAL potrà fare, come ad esempio il premio insediamento di 12.000 euro per chi aprirà un'impresa di servizi e poi la parte di investimenti nel recupero di beni immobili dei comuni con lo scopo di attivare o dei servizi culturali o ricreativi o sociali per aumentare la qualità della vita dei residenti. La logica nuova è meno turismo ma contrastare lo spopolamento. Massima attenzione quindi ai giovani e alle nuove forme di economia, pur proseguendo nell'attività di valorizzazione di un territorio sospeso tra colline UNESCO e biosfera del Grappa. A parlare sono i numeri della programmazione 2014-2022. In particolare l'aver erogato
tutti i fondi assegnati, pari a 6.250.000 euro, questo attraverso l'emissione di 37 bandi pubblici che hanno permesso di finanziare 85 progetti con beneficiari sia enti pubblici che aziende private. Sono progetti anche di sistema che se non li fa il GAL, voglio dire, è anche difficile trovare qualcuno che li faccia. Un ultimo progetto importante sono nei 17 comuni dell'area UNESCO delle aree attrezzate in collegamento col cammino UNESCO che verrà inaugurato l'8 luglio, che vanno a realizzare delle piazzole, delle aree attrezzate, quindi una cosa molto importante. Adesso la nuova fase, l'obiettivo è fissato. Costruire assieme a livello proprio di territorio il nuovo programma di sviluppo locale, PSL, che poi andrà a essere applicato in base ai fondi naturalmente che ci saranno assegnati. Attenzione, abbiamo un'ultima notizia, ci sono 5 chilometri di coda in A4 per un incidente che ha coinvolto un tir e 3 automobili direzione Milano. L'episodio è avvenuto nei pressi dello svincolo per la A13 Bologna in territorio di Padova. Il mezzo pesante che procedeva regolarmente sulla prima corsia per causa al vaglio della polizia stradale ha sbandato sulla destra colpendo le 3 autovetture. C'è un ferito, ci sono appunto 5 chilometri di coda in direzione Milano. Vedo il nostro Lucio Zanato pronto per la diretta. Eccoci Lucio, siamo da te. Sì, grazie Anna, grazie per aver retto fino a questo momento. Abbiamo risolto i problemi logistici, siamo pronti sia a raccontare questa caserma che è aperta per tutti voi attraverso la televisione, ma anche per chi vuole venire a visitarla è libera ai cittadini, quindi un'ottima occasione. Però noi vogliamo partire da un passo della memoria con il vice capogruppo di paese che è venuto qui in caserma. Perché? Perché 47 anni fa sono entrato qua a luglio nel 76 a fare il CAR, perché a Gemona non c'era più la caserma. Perché lei apparteneva al gruppo Conegliano? Il gruppo Conegliano, dovevo partire il 5 maggio per andare a Gemona, però mi è arrivata la cartellina del Zubro, per fortuna mia, e sono entrato qua a luglio del 76. Insomma, si è schivato... Sì, una bella cosa. Sì, perché voglio dire, no, una bella cosa, una bruttissima cosa come il crollo della caserma con i Pantali su a Gemona. L'ho fatto però l'11 settembre a Pontebba, perché da qua sono passato a Pontebba e poi da Pontebba mi ha mandato a caserma Osopo di Udine. Che cosa le ha insegnato questo servizio militare, questa esperienza alpina? Tante regole, buoni sistemi di pensare, di ragionare. E ritornare qui dopo tanti anni? È una bella emozione, una bella emozione. Sono partito da casa in scooter, da paese, per venire qua apposta per rivedermi la caserma. Allora vogliamo salutare tutte le persone di paese che stanno guardando? Sì, a tutte le persone di paese, gli alpini di paese, e ci rivediamo presto in loco. Grazie, allora adesso noi cominciamo con il capitano Scognamiglio, che è, diciamo, il referente. Buongiorno capitano. Anzi, buongiorno e ben arrivati. Allora, siamo qui per tante cose. Noi siamo venuti da Treviso, siamo venuti a seguire la cerimonia non solo dell'onore ai caduti, ma anche e soprattutto il passaggio del basto di Roso a voi, che poi lo porterete al museo. Però siamo venuti qui perché non capita tutti i giorni che venga aperta questa caserma. Certo, diciamo intanto ben arrivati, è un piacere per noi accogliervi qui tra le mura del glorioso 7° Reggimento Alpini. Diciamo che oggi è una giornata di festa, perché abbiamo la possibilità finalmente di aprire le porte della caserma a vecchi e giovani che sono affluiti numerosi tra le fila del reggimento e hanno la possibilità di ammirare quelli che sono mezzi materiali e sistemi d'arma in dotazione alle truppe alpine dell'esercito italiano. Diciamo che non è, come ha detto lei, una cosa da tutti i giorni, però è un momento sicuramente importante per noi, quello di trasmettere quelle che sono, diciamo, le nostre specificità. Oltre a questo abbiamo anche la possibilità di, tramite l'utilizzo della nostra palestra di arrampicata artificiale e i nostri istruttori qualificati di alpinismo, di far cimentare giovani e meno giovani in quella che è la salita in un'arrampicata, diciamo, più o meno difficile in base al livello. Diamo un attimo i tempi di oggi pomeriggio. Alle 15 ci sarà che cosa? Sì, alle 15 ci sarà la parte dell'inizio del
diciamo, della sistemazione per la cerimonia, che durerà fino alle 15:30. Ricordiamo la cerimonia ai nostri telespettatori, perché la seguiranno con noi, come abbiamo fatto questa mattina con la messa su a Neve Galla, e quindi capire che cosa vedranno attraverso le nostre telecamere. Diciamo, la cerimonia culminerà con quella che poi è la deposizione di una corona d'alloro, quelli in memoria dei caduti del 7° Reggimento Alpini. Qualcuno prenderà la parola? Diciamo che ci saranno degli interventi da parte delle autorità locali, saranno brevi interventi viste anche le tempistiche diciamo abbastanza ristrette. A seguire poi ci sarà un movimento delle unità e si sposterà la parte cerimoniale in Piazza dei Martiri, in cui diciamo culminerà il tutto con la cerimonia dell'alzabandiera. Ecco, quindi praticamente qui facciamo diciamo il monumento ai caduti, poi il passaggio del Basto di Roso e poi ci si trasferirà in Piazza dei Martiri per dare l'avvio ufficiale con l'alzabandiera. Esatto. Ecco, allora torniamo a noi, cioè torniamo a questa visione. Intanto lassù pugnammo, lassù caddero eroi fratelli, per la grandezza della patria, il più vasto confine a lei riconsacrato, vigila e difendi con fede dei forti. Beh, devo dire che ogni volta che voi vi adunate qua, fate l'alzabandiera, fa un bel effetto. Fa un bel effetto, diciamo che questa è una caserma fortemente caratteristica, è una caserma che nonostante l'innovazione è riuscita a mantenere quelle che sono le peculiarità e le specificità delle caserme alpine, sia venete che del Piemonte ad esempio, e con le 3 palazzine che abbracciano quello che è il piazzale principale posto all'ingresso della caserma. E qui abbiamo diciamo anche una parte monumentale, importantissimo è il monumento ai nostri caduti, che è stato che è appunto per noi un momento anche di raccoglimento nonché di ricordo e di orgoglio di quello che è il lavoro, il sudore, l'impegno nonché la vita che hanno dato i nostri predecessori per diciamo quello che è il nostro lavoro e quella che è la nostra patria. Allora, mentre ci avviciniamo a alcuni mezzi che li vedremo sommariamente e mentre Nicoletta ci fa vedere i ragazzi dei campi scuola che abbiamo intervistato ieri e che sono presenti anche oggi, quindi diciamo il futuro per certi versi dell'Associazione Nazionale, adesso le chiedo perché questa scelta la sua? Diciamo che potrebbe sembrare una scelta un po' atipica perché non ho origini del nord, non ho familiari che diciamo, hanno prestato servizio nelle truppe alpine, ma ho avuto il piacere e l'onore di presenziare a diverse attività nel corso della mia formazione, sia inizialmente frequentando la Scuola Militare Teorie di Milano che successivamente in accademia alla Scuola d'Applicazione, e fare attività con gli alpini. E sono rimasto estremamente stupito da quella che era il loro modo di operare, quella capacità che avevano di riuscire a far tutto, riuscire ad operare da fanti ma ad operare allo stesso tempo anche in montagna, riuscire ad arrampicare, a sciare ma ad essere militari e operativi al tempo stesso, e questa è una cosa che mi ha affascinato sin da subito. E diciamo che è stato poi un sentimento confermato nel corso del tempo e delle attività svolte nelle truppe alpine, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, ed è un qualcosa che secondo me rappresenta un buon esempio, nel senso che non conta per me la provenienza di una persona per sentirsi alpino, bensì conta lo spirito che viene acquisito, no? Da quelle che sono poi chi l'ha vissuto dall'interno, quindi le tradizioni e quelle che è diciamo, il quadro attuale in cui uno ci si trova ad operare. Senta. Ed è un po' lo spirito alpino, lo stesso spirito alpino che stiamo condividendo oggigiorno con vecchi e giovani qui affluiti. Allora facciamo un po' di reclutamento, se un giovane la sta ascoltando, un buon motivo per intraprendere questa carriera? Avere voglia di alzarsi dal letto e voglia di fare, quindi se un giovane ha voglia di fare e ha voglia di mettersi alla prova in qualcosa che magari non rappresenta un qualcosa di comodo, magari è una scelta dettata più dalla voglia di mettersi alla prova, però sicuramente rappresenta un momento di crescita. Ecco, quindi se un giovane ha voglia di crescere, mettersi alla prova e provare un'esperienza che gli farà imparare tantissime cose che magari non sono così semplici da trovare fuori, io gli dico: fai il concorso, prova ad entrare
negli alpini e nell'esercito italiano. Ecco, una volta arrivava la cartolina ed era quasi una disperazione per i giovani che arrivavano, qui invece c'è una scelta, c'è un percorso tanto difficile, voglio dire, ci sono degli esami, è difficile l'accesso a questi concorsi oppure un giovane ce la può fare? Diciamo che quella di oggi è una scelta consapevole. Un giovane quando accede nelle truppe alpine, in particolare nell'esercito italiano, ha la possibilità di fare un addestramento di base, quindi la formazione di un alpino parte da una formazione di base con i corsi di formazione svolti presso i RAV, quindi i reggimenti di addestramento volontari, e successivamente prosegue ai reparti mediante la formazione. Che sarebbe l'evoluzione dei CAR. Esatto. E successivamente ne abbiamo tanti di vecchi che stanno ascoltando, sì, assolutamente. E poi successivamente un giovane alpino affluito nei reparti di fanteria ha la possibilità di fare dei corsi specifici, quindi corsi basici di alpinismo e di sci, in cui acquisisce le capacità di vivere e muovere in ambienti compartimentati, ambienti montani, peculiari delle truppe alpine. Successivamente ha la possibilità di proseguire la propria formazione nei corsi cosiddetti mountain warfare, di combattimento in ambiente montano. Questi sono dei corsi che consentono agli alpini al termine della formazione di acquisire la capacità di vivere, muovere e combattere in ambiente montano, ambienti particolarmente compartimentati con temperature assimilabili a quelle artiche, quindi diciamo rappresenta un po' quello che è il nostro habitat naturale. Senta, lei è un ufficiale, come si accede, come si diventa ufficiale? Io sono diventato ufficiale di complemento perché ho fatto un concorso all'interno, diciamo così, della recluta, del reclutamento. Voi invece? Diciamo che la formazione parte dall'Accademia Militare di Modena. Quindi ragazzi, in seguito a un concorso è un'altra cosa. In seguito a un concorso è possibile accedere in accademia e frequentare 2 anni in accademia a Modena e i successivi 3 anni alla scuola di applicazione a Torino, al termine dei quali si riceve poi la destinazione per i reparti in base alle scelte sia dell'arma che del corpo che vengono fatte. È tanto dura? Sicuramente è dura, ma indubbiamente è un cammino pieno di soddisfazioni. E a distanza di 14 anni dal primo giorno in cui ho vestito questo uniforme sento ancora forte quel sentimento identitario e diciamo che mi ha portato poi a diventare quello che sono, e con orgoglio dico che nonostante in alcune circostanze sia un cammino duro, un cammino che ti mette alla prova sia a livello fisico che a livello mentale, arrivi poi alla fine del percorso che sei davvero soddisfatto, guardandoti allo specchio sei soddisfatto di quello che sei diventato. Diciamo che anche noi, io ho fatto l'ufficiale in artiglieria, avevamo circa 60 accertamenti in 5 mesi, poi in 2 anni immagino di esami ne abbiate avuti molti di più, però devo dire che quando io superavo un accertamento diciamo che mi sentivo soddisfatto, è un po' come l'università. Certo, diciamo che è un motivo sicuramente i tempi cambiano e cambiano le prospettive, nonché diciamo ciò che viene richiesto dall'istituzione, però quello che resta è il materiale umano. E il materiale umano è ancora al centro di quello che è l'esercito moderno, perché sono proprio i militari, i giovani che entrano a far parte delle fila dell'esercito che rappresentano il motivo di forza e d'orgoglio, diciamo, per noi alpini e per i militari in generale. In genere la vostra carriera poi come prosegue? Cioè chi accede, diciamo così, da recluta iniziale senza voler poi fare il passaggio da ufficiale o sottufficiale, che strada prende? Quanto fa di ferma mediamente e poi che sbocchi alternativi ha una volta che ritorna alla vita civile? Un ufficiale a tempo indeterminato, nel senso che ha una ferma che volendo può durare per tutta la prosecuzione della propria carriera. E, diciamo che i cammini sono diversi, ci sono possibilità di crescita sia verticale che orizzontale nell'ambito di comandi nazionali, multinazionali, in operazioni militari all'estero o sul territorio nazionale, quale l'operazione Strade Sicure. E diciamo che per un ufficiale è importante acquisire col tempo e con la formazione quella leadership e quell'esempio, non dimentichiamolo, che risultano fondamentali per guidare gli uomini, perché senza l'esempio, senza la leadership, senza la capacità di sapere e saper trasmettere
non si guidano uomini, e quindi diciamo che per noi è importante essere di esempio per i nostri militari. È un qualcosa che cerchiamo di coltivare giorno per giorno e portare avanti, nonché trasmettere ai giovani. Diciamo che forse questa è la vera prova della vita, perché prendersi in carico le vite degli altri è una bella responsabilità. Certo, perché oltre ad avere in carico la propria, no, con chi spesso si trova a fare delle rinunce, avendo mogli e figli magari lontani, che non sempre può vedere, ecco. Però anche quando sei in azione. Io devo dire, non sono mai stato in azione perché abbiamo sempre fatto ovviamente solo così delle esercitazioni, però già quando dovevi passare i dati per il centro tiro e magari i dati non erano sicuri ci pensavi 2 volte, perché altrimenti il tiro arrivava nel tipico campanile che stava tutt'altra parte, perché se sbagli sono guai. Certo, diciamo che è un po' quella la cosa, nel senso che bisogna sentir forte il peso di guida non solo professionale ma anche personale e dal punto di vista umano dei propri uomini, perché il nostro lavoro al giorno d'oggi non è soltanto, non rappresenta soltanto le 4 mura del nostro reparto, ma va oltre, è un lavoro di guida nella vita quotidiana, quindi capita spesso che i nostri uomini magari chiedono consigli in merito a come gestire delle pratiche inerenti alla propria vita personale, e questo rappresenta una grossa responsabilità sicuramente per tutti gli ufficiali e non solo per chi è in comando, quindi anche sottufficiali. Ma dopo aver scavato molto nella sua vita personale e professionale, adesso facciamo una parte, diciamo, visto che tra un po' comincerà la cerimonia, descriviamo velocemente da qua i mezzi che fino a quando si possono visitare, fino a oggi pomeriggio o anche domani? Fino alle 17 di oggi pomeriggio. Quindi li vedete in televisione o non li vedete più se non in azione o in trasferimento? Sì. Allora, velocemente partendo dal camion, una volta ai miei tempi erano i CM52, adesso invece come si chiamano? APS. Questo è un mezzo pesante che viene utilizzato praticamente per trasportare mediante un braccio a guida idraulica dei container. Il container è quello che vediamo in sovraimpressione e praticamente questo è un mezzo che viene impiegato per la logistica di aderenza, quindi per garantire un supporto logistico alle truppe che operano sul terreno. Cosa trasportiamo all'interno dei container? Rifornimenti che possono essere di diversa tipologia, quindi dall'equipaggiamento, munizionamento e parliamo di diverse tipologie di rifornimenti che garantiscono comunque ai militari un sostegno, un supporto nel loro operato. Poi noi avevamo le AR, cioè le 90, noi avevamo la 76 e le 52 e so che a casa molti ricorderanno perché erano le Fiat che adesso vediamo proprio nei raduni. Qui le cose sono un po' cambiate, mi pare. Sì, diciamo che questi sono i 2 mezzi maggiormente usati dalle truppe alpine dell'esercito italiano sia in ambito nazionale che internazionale. Vedo che sono Iveco, per cui è sempre prodotto made in Italy, mi pare di capire. Sì, Iveco Tomelara, VTL Melince, un mezzo dalle caratteristiche da un peso di circa 7 tonnellate, è uno dei mezzi più completi delle truppe alpine. Senta, ma questo è uno di quei mezzi che è saltato e che ha salvato la vita comunque in Afghanistan, se non sbaglio. Questo è un mezzo in grado di garantire mobilità e protezione soprattutto. È un mezzo innovativo che quando è stato introdotto è stato introdotto proprio per garantire una maggior protezione in teatri recenti e meno recenti, operativi, e la protezione come viene garantita? Mediante uno scafo a V presente sotto il mezzo che consente praticamente in caso di esplosioni di ammortizzare il peso, l'impatto e quindi creare una bolla di sicurezza per gli abitanti del mezzo. Una sorta di airbag esatto, è una sorta di protezione aggiuntiva tra ciò che c'è a terra e chi risiede all'interno del mezzo. Quindi questa è la vera innovazione di questo mezzo, ma dal punto di vista della protezione. Dal punto di vista della mobilità è un mezzo che può muovere in qualsiasi tipologia di terreno, sia su asfalto che in terreni caratterizzati da manti fangosi o anche innevati, mediante il montaggio di catene su tutti e 4 i pneumatici. Adesso le faccio una domanda, meglio questi mezzi o forse erano meglio i muli in certi teatri?
Beh, sicuramente qualcuno dei veci mi risponderà che erano meglio i muli. Le salmerie. Io ho, diciamo, un confronto che è più orientato all'utilizzo di questi mezzi, perché ne ho potuto apprezzare quelle che sono le caratteristiche. Ma arrivano dove arrivavano i muli? Questa è la domanda, perché i muli arrivano, montavi sopra sul basto il 105-14, portavi su in alto gli obici. Qui non so fin dove, perché so che in un certo periodo gli alpini avevano recuperato anche una sorta di mulo meccanico, che però non ha avuto molta fortuna. Sì, diciamo che come tutte le cose ogni capacità di manovra rappresenta ha i suoi pro e i suoi contro. Quello che ci tengo a precisare è che sì, i mezzi rappresentano uno strumento come l'equipaggiamento che ci consente comunque di muovere in determinati tipi di contesti, ma ciò che resta al centro del nostro addestramento e delle nostre operazioni è l'aspetto umano, quindi è l'uomo, l'alpino sul terreno, che col proprio equipaggiamento, con la propria preparazione sia dal punto di vista personale che professionale, riesce a raggiungere qualsiasi luogo. Quindi l'aspetto umano resta al centro di quella che è la formazione e la professionalizzazione dell'esercito. Senta, facciamo un po' il punto, a che punto siamo per l'inizio della cerimonia, perché non vorrei tenerla, poi a un certo punto dobbiamo tagliare di brutto perché comincia. Manca pochino. Ecco, ma allora ma adesso ci sarà uno schieramento, cosa vedremo, giusto per anticipare ai nostri telespettatori? Vedremo intorno alle 15:15 si inizierà lo schieramento e poi ci sarà, diciamo, nella fascia dalle 15:15 alle 15:45 la parte della cerimonia, tra cui ci sarà anche la deposizione della corona ai caduti. Ecco. Attualmente il personale schierato è all'interno della palazzina comando e quindi a breve, diciamo, avrete possibilità di apprezzare la cerimonia tra le mura del 7° Alpini. Però Nicoletta, fai vedere la gente schierata, anche se non allineata e coperta, sotto, i visitatori, però è un bel colpo d'occhio anche per voi che ci vivete qui dentro ogni giorno. È un bel colpo d'occhio per noi perché siamo praticamente a contatto con la popolazione, la stessa popolazione che ogni giorno difendiamo, mantenendo alti quelli che sono i valori, i principi di chi ci ha preceduto e di chi ci seguirà, e quindi è un motivo di forte orgoglio per noi. Allora andiamo adesso nel Bellune. Lei ha prestato servizio sempre qui oppure ha girato un po' anche altre caserme? Ho prestato servizio qui al 7° dal 2017, sì. Ecco, l'abbraccio della città per gli alpini è mai mancato? Diciamo che questa è una città dove lo spirito alpino, basta attraversare il ponte degli Alpini da qui a pochi passi e vedere un grosso cappello alpino che si erge. Sai che quando dice ponte degli Alpini cominciano subito le gelosie con Bassano, attenzione perché sai, in termini di ponti e di alpini qui andiamo a toccare un tasto dolente però. Per cui se viene a Bassano sa che il ponte degli Alpini non può essere che il ponte cuore della città. Bisognerebbe costruirne di più di ponti degli Alpini, quindi l'obiettivo è proprio quello, no? Ecco, far sì che... Comunque tornando, diciamo così, all'interazione con la città, con la popolazione, con i civili, voi fate anche attività a supporto della protezione civile o siete solo operativi in termini, diciamo così, militari? Noi siamo operativi in termini militari, ma comunque non mancano le occasioni di collaborazione con la protezione civile. In caso di nel disastro del Vajont, diciamo, ma ad esempio adesso con Vaia siamo intervenuti comunque con assetti specializzati e ovviamente abbiamo dato un forte supporto a quello che è stato il lavoro in concorso alla protezione civile, compatibilmente con le esigenze istituzionali. Comunque abbiamo dato un supporto alla popolazione locale. Ecco, poi voi fate anche attività, diciamo così, di pubblica sicurezza, ci sono state delle attività. Soventi ricorrono attività di pubblica sicurezza, abbiamo i nostri operatori sparsi nelle principali piazze italiane in qualità di operatori di pubblica sicurezza nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, operazione estesa su tutto il territorio nazionale volta a garantire un ambiente più sicuro per la popolazione locale. Ovviamente abbiamo il loro supporto, quindi noi siamo lo strumento che viene impiegato per garantire una maggior sicurezza, e questo anche per noi rappresenta una forte responsabilità. Che tra l'altro è un ritorno al passato, perché gli alpini vennero utilizzati in concorso con i carabinieri durante la prima guerra mondiale, avevano una fascia, erano alpini, però avevano le stesse, diciamo così, gli stessi ordini che avevano i carabinieri, quindi l'ordine pubblico, la sicurezza, la difesa anche dei civili era importante. Chiaro. Sì. Anche adesso, insomma, però quando vi
vi avvicina un giovane, un ragazzo, quando vi avvicina una mamma, una ragazza, sentite questo portato, questo rispetto, diciamo così, per quello che vestite, per quello che siete? Sì, in questa città noi sentiamo un forte rispetto. Le truppe alpine sono viste di buon occhio, è una città di forti tradizioni alpine, è una città nella quale generazioni alpine si sono radicate e hanno avuto la possibilità comunque di apprezzare quello che sono appunto le peculiarità di tutta l'area dolomitica. Ecco. Senta, ma le prossime azioni, compatibilmente naturalmente con quello che possiamo sapere, sono sempre qui nel territorio oppure vi spostate anche, diciamo, fuori provincia, fuori regione? Diciamo che l'esercito, i militari delle truppe alpine vengono impiegati in base a quelli che sono gli intendimenti comunque delle istituzioni sia locali che nazionali, quindi sicuramente siamo a disposizione e come sempre daremo del nostro meglio. Sì, perché io ricordo di aver visto un po' di anni fa, qualche ventina di anni fa, un'esercitazione interforze a Cortina in cui c'erano alpini ma c'erano anche i Marines, quindi voglio dire è un bel match. Certo, diciamo che sono soventi comunque le occasioni in cui militari di diverse nazioni collaborano, è anche un momento di crescita, è sicuramente un momento per testare, diciamo, le competenze, conoscenze e la preparazione dei nostri militari. Allora, tra un attimo la lasciamo perché immagino che siamo tante persone, esatto, però l'ultima domanda era, 2 giugno si è tornati allo sfilamento a Roma davanti all'altare della Patria. Lei come militare cosa ha provato? Sicuramente un sentimento di forte orgoglio, poi Roma è una città eccezionale, il 2 giugno è un momento di forte identità in cui non solo i militari ma tutta la nazione si ritrova e sicuramente sentire l'inno d'Italia cantato a alta voce da tutti i militari, i reparti in schieramento che sono passati davanti alle più alte cariche dello Stato, diciamo, è un motivo sicuramente di coesione, orgoglio e identità. Insomma, possiamo dire che nonostante la corazza del militare c'è sempre un cuore che batte dentro ad ogni alpino. Dentro ad ogni alpino, di qualsiasi provenienza, da qualsiasi formazione c'è sempre un cuore che batte, perché siamo sempre, in questo mi ricollego a quello che ho detto inizialmente, è l'aspetto umano che è al centro della nostra istituzione e resterà al centro anche in futuro, quindi è sempre l'uomo che fa la differenza e sicuramente è l'uomo che è portatore di quelli che sono i valori di cui i Veci ne sono testimoni. Ecco, quindi... Grazie capitano, grazie di essere venuto e di essere stato con noi, grazie. Adesso noi continueremo a seguire questa cerimonia. Adesso mi dicono che si stanno già schierando i labari, vedo anche i vessilli, per cui ci stiamo avvicinando al momento che vogliamo raccontarvi all'interno di questa caserma, della caserma Salsa. Ecco, sentite che già cominciano, come dire, i brani che ci avvicinano ai momenti solenni, cioè al momento del ricordo dei caduti. E allora Nicoletta viene con me perché abbiamo la fortuna di avere con noi Oscar de Pellegrin. Se Nicoletta viene con me andiamo a sentire in un colpo solo, vediamo tra un attimo il sindaco de Pellegrin e poi naturalmente sentiremo anche le altre autorità presenti perché il momento è veramente importante. E quindi, come vedete, in questo momento si stanno schierando per ricordare le varie sezioni. Ecco, ritorniamo qui. Ritorniamo nella parte dove non... ecco, sì, va detto anche questo, insomma, che abbiamo un po' di radiofrequenza, come si dice in gergo. Allora noi ci spostiamo da questa parte e qui dobbiamo rimanere, insomma, mi date il buono dalla regia, perfetto. E allora qui iniziamo a vedere quella che è una cerimonia che poi noi seguiremo ovviamente facendovi partecipi alla
al momento storico, insomma, al momento che non capita tutti i giorni, è proprio l'apertura di questa caserma e l'apertura al pubblico e soprattutto l'apertura ai tanti veci che qui hanno svolto il loro servizio militare. Quindi un momento veramente particolare e unico da poter raccontare, da poter vivere, da poter condividere, che noi facciamo qui in diretta per voi, in diretta su Rete Veneta e su Antenna 3. E intanto continuiamo a vedere quanti veci, fra virgolette, sono venuti qua e quanti sono venuti a riassaporare quella che per molti è stata la loro caserma e per altri invece semplicemente un luogo che non tutti i giorni si vede, insomma. Ecco, adesso è il momento. I pressi del magnifico monumento intitolato Alberto Bota avrà luogo una cerimonia per rendere omaggio simbolicamente ai caduti del 7° Reggimento Alpini. Invito dunque tutto il pubblico a prendere posto oltre la linea delimitata dalla catena bianca-rossa, lasciando libera la parte centrale. Ecco, queste sono le indicazioni, vuol dire che siamo a brevissimo sulla cerimonia che si verrà a svolgere tra qualche istante. Vediamo anche la voce dello speaker ufficiale e vediamo anche l'avvicinarsi dei tanti civili oggi ma alpini ieri di questo nostro, diciamo così, territorio e soprattutto di questo nostro Veneto. E noi continuiamo a raccontare questo momento, diciamo così, questo momento dedicato proprio al 7° ma dedicato a tutti gli alpini. Nicoletta, fai vedere un attimo l'infilata delle penne nere che sono qui presenti perché vogliono testimoniare quello che è stato il sacrificio di tanti, quelli che sono ricordati proprio nel monumento che campeggia, diciamo così, l'area per quanto riguarda le adunate. E vedete anche tanti giovani, vedete anche gli alpini, e quindi diciamo ha un'ottima sensazione quella che noi stiamo vivendo in questo momento, con tutte queste penne nere vicine, con tutte queste penne nere che non hanno voluto mancare a un appuntamento. Devo dire che sto pensando caserme aperte, forse la caserma che abbiamo aperto a Tolmezzo un po' di anni fa forse ci fa ricordare questo momento particolare, perché tanti sono rientrati qui proprio perché sono venuti a vedere quella che è stata la loro caserma. L'abbiamo sentito all'inizio del nostro collegamento. Credo che siamo abbastanza vicini a quella che è la cerimonia che tra breve inizierà, e quindi volevo vedere un attimo se riuscivamo ad avvicinare, ma forse non ci riusciamo, il sindaco del Pellegrin, giusto perché è di fatto il padrone di casa, è il sindaco del Pellegrin, è lì in fondo. E niente, noi invece andiamo a vedere ancora una volta quelli che sono i giovani continuano a sganciare. Ecco, allora continuiamo la nostra diretta da qua perché in questo momento stiamo vedendo appunto quello che è l'inizio della cerimonia che si svolgerà qua. Va detto appunto che accanto alla cerimonia in onore ai caduti ci sarà anche un momento molto importante, soprattutto per chi ha avuto a che fare, chi ha vissuto il proprio servizio militare con le salmerie, con i muli, perché qui ci sarà il passaggio del basto di Eroso, mi pare di vederlo se non sbaglio, lì in fondo. Il basto di Eroso verrà consegnato dal reparto salmerie della sezione ANA di Vittorio Veneto al reggimento, al 7° reggimento, per portarlo nel museo qui a Sedico, qui in Villa Pat a Sedico. Vedo che continuano a prendere posto i vari rappresentanti delle sezioni con i vessilli appunto delle sezioni, e quindi dovremo essere, come dire, nei tempi come è giusto che sia per poter vivere assieme anche questa cerimonia. Adesso noi credo abbiamo ancora qualche minuto e cerchiamo di capire come si svolgerà, anzi sappiamo come si svolgerà, però stiamo cercando di capire se i tempi sono
sono assolutamente rigorosi oppure se stiamo già sforando. 15:10 in teoria doveva cominciare, probabilmente comincerà alle 15:15, quindi abbiamo ancora 5 minuti. Allora in questi 5 minuti io ne approfitterei perché mi piace sentire anche un po' di gente e di conseguenza non facciamo altro che andare vicino alle penne nere. Allora, andiamo a Vicenza, però vengo di qua, gruppo di Montegalda, giusto? Montegalda, sì. Perché qui oggi? Perché io ho fatto la naia qui, come il Cale, poi perché il Triveneto degli Alpini non si poteva mancare. Ma meglio il Triveneto o la nazionale? A me ultimamente sta piacendo di più il Triveneto, è un po' meno sagra, è più sentita, ci sono più valori. Poi la nazionale rimane nazionale, però questa è un po' più vicina, trovi delle persone che conosci più facilmente. Il colonnello qui era maresciallo quando ho fatto la naia nell'81, quindi abbiamo... Ha detto alle trasmissioni? Sì. Responsabile delle trasmissioni? Sì. Comandi, ufficiale della trasmissione Gruppo Conegliano, artiglieria della montagna. Complimenti. È stata un'esperienza per me formativa. Molto bella, sicuramente. Dovrebbe tornare queste esperienze perché il nostro mondo dei giovani ha bisogno di formazione, ha bisogno di riferimenti, ha bisogno di valori. Credere in qualcosa e quindi se non c'è un iter non possono esserci riferimenti. Ecco, lei nella sua vita di fatto di giovani ne ha formati tanti perché ne ha visti passare parecchi, anche questo signore che mi sta a fianco era un mio giovane, un nostro giovane di compagnia, ho fatto l'ufficiale qui anche in questa caserma e ho tanti bei ricordi, i miei migliori ricordi. Senta, come si fa a prendere un giovane che viene, diciamo di fatto lo Stato ha staccato dalle gonne della mamma e renderlo uomo? A renderlo uomo c'è tutto un iter che deve partire dalla mamma, deve partire poi attraverso gli insegnanti e la società. Ma nel suo caso, nella sua esperienza, quando arrivavano qui ed avevano appena fatto il CAR e non sapevano ancora da latte, mi diceva qualcuno. Io ripeto quello che diceva il mio vecchio comandante, appena siamo arrivati avevamo paura e questo nostro comandante ha detto: ragazzi, ma vedete delle croci qui? No, veramente, quindi nessuno è morto prima di voi, state tranquilli, crescerete. Posso aggiungere una cosa? Insegnano i doveri prima dei diritti. Insegnare i doveri prima dei diritti. Quindi pensare più al noi piuttosto che all'io? Esatto, sì. Che poi in fondo è quello che anche il Presidente nazionale sta portando avanti con i campi scuola. È una cosa che direi che è evidente, cioè, adesso la maggior parte, non tutti perché sicuramente sono bravi ragazzi, però pensano prima ai diritti e poi forse ai doveri, e lì non va bene. Ecco, questo è lo spirito alpino, questo è lo spirito per cui noi siamo qui anche oggi a raccontarvi, perché deve andare avanti, perché deve essere comunicato, perché deve vivere e non deve perdersi in 1000 parole, in 1000 rivoli, in 1000 eventi che poi, come dire, coprono un po' tutto. Io direi che siamo praticamente vicinissimi all'inizio della cerimonia, perché vediamo che sta arrivando il sindaco De Pellegrin, magari lo sentiremo al termine e poi naturalmente vedremo con voi cosa accade, cosa succede, perché in realtà credo che ci sia prima la brigata Cadore che entra in campo e poi successivamente ci sarà il picchetto, l'onore ai caduti e successivamente anche il passaggio del basto, come abbiamo più volte annunciato. D'altra parte questo è un evento sostanzialmente unico, rimarrà nella storia proprio per questo passaggio di consegne, nel vero senso della parola, dell'Alpino Quattro Zampe Iroso al museo del 7° Reggimento Alpini qui a Sedico. 7° Reggimento Alpini che, ricordiamo, va comunque visto, al di là poi della donata triveneta degli Alpini, al di là di tutto quello che può accadere nei prossimi giorni, un appuntamento, magari informarsi via internet attraverso i siti quando il museo è aperto, ma un passaggio assolutamente va fatto. Direi che manca pochissimo perché vedo che si stanno schierando lì in fondo, d'altra parte probabilmente la partenza è fissata per, noi siamo alle
alle 15:15, quindi presumo che dovrebbe essere, ecco qua. Gentili ospiti, buon pomeriggio. Il 7° Reggimento Alpini, in collaborazione con la sezione di Belluno dell'Associazione Nazionale Alpini, vi danno il benvenuto presso la caserma Salsa d'Angelo. Salutiamo tutti coloro che sono qui presenti e che non hanno voluto mancare a questo raduno del terzo raggruppamento, il raduno di tutte le sezioni del Triveneto che una volta l'anno tradizionalmente si danno appuntamento per un abbraccio tra gli alpini e la popolazione. Quest'anno è Belluno, questa splendida città, capoluogo delle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, ad ospitare il raduno del terzo raggruppamento dell'Associazione Nazionale Alpini. Raduno che è stato dedicato all'Emilia Romagna. Infatti tutte le iniziative di solidarietà collegate agli eventi in programma sono destinate a sostenere il territorio romagnolo così duramente colpito dalle recenti alluvioni. La sensibilità delle genti di Veneto, Trentino, Alto Adige e Friuli che hanno provato sulla loro pelle tragedie come quella del Vajont o di Vaia non poteva che accorrere in soccorso degli amici romagnoli. A breve, qui su questo piazzale, nei pressi del magnifico monumento intitolato Boccia che avete alla vostra destra, avrà luogo una cerimonia per rendere omaggio simbolicamente ai caduti del 7° Reggimento Alpini, ma che in realtà sarà un modo per ricordare tutti coloro che hanno dato la vita per la nostra parte. Invito dunque tutto il pubblico a prendere posto oltre la linea delimitata dalla catena bianca e rossa, lasciando libera la parte centrale del piazzale. Personale del 7° Reggimento Alpini e della Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini indicheranno l'area da dove assistere alla cerimonia. Tra breve vediamo il labaro dell'Associazione Nazionale, Alpini che si appresta ad uscire e quindi adesso tra breve cominceremo ad assistere, diciamo così, a quella che è la cerimonia ufficiale. Nicoletta, magari se riusciamo ad avanzare un po', giusto per vedere e poi seguire insieme appunto lo sfilamento del labaro dell'Associazione Nazionale Alpini dell'ANA. Vediamo anche subito dietro il presidente Sebastiano Favero e di conseguenza stiamo proprio attendendo il passaggio, mentre sulla destra abbiamo i vari vessilli delle sezioni, la sezione Cadore, la sezione Feltre, la sezione di Venezia che ricordiamo accoglierà il prossimo anno a Bibbione la Donata Triveneta degli Alpini, la sezione di Vittorio Veneto che donerà appunto il basto di Eroso, la sezione di Valdobbiadene, di Pordenone, la sezione di Treviso con il presidente Marco Piovesan, la sezione Montegrappa con il presidente della sezione Valdagno, insomma ci sono tutti i nostri alpini, eccoli qua da vedere perché appartengono e sono la nostra comunità. Credo che tra brevissimo partirà la cerimonia, in ogni caso noi raccontarvi e soprattutto farvi vedere questi volti che sono i volti dei nostri alpini, sono i volti di persone che sì, qui testimoniano l'alpinità, testimoniano soprattutto il senso del dovere, quello che abbiamo sentito oggi durante la celebrazione della messa, il fatto che gli alpini delle volte fanno anche al di là della ragione, non stanno a chiedere perché, se gli viene chiesto di fare, fanno, perché sanno che quello che fanno lo fanno per il bene delle persone che lo stanno chiedendo. Qui abbiamo visto ancora una volta la rappresentanza dei giovani dei campi scuola, poi naturalmente anche le Croce Rossine, il sindaco del Pellegrin e quindi anche le autorità, e poi abbiamo il picchetto del 7° in armi pronti per gli onori proprio ai caduti e quindi di conseguenza alla deposizione della corona d'alloro. Vedo che si sta preparando anche la fanfara della Cadore. Sarà
un bel evento da seguire, un bel evento da seguire e da sentire. Mentre attendiamo ancora qualche minuto per l'inizio della cerimonia che avrà inizio alle ore 15:30, la fanfara dei congiurati della Brigata Alpina Calore ci delizierà con uno dei loro brani più belli. Metti giù il telefono.
per l'applauso degli alpini, della folla. Adesso noi proseguiamo con quello che è la parte della cerimonia. Adesso dovrebbe uscire il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini perché è decorato di medaglia d'oro e dovrebbe posizionarsi vicino ai vessilli delle sezioni. Per il programma del raduno del Triveneto, diversi eventi nella città che verranno da Rosello in Piazza Duomo, sempre della fanfara dei congelati della calore, e successivamente un ulteriore concerto di cori alpini alle ore 18 presso il Teatro Comunale, e ancora un altro concerto della fanfara alla Spessa Arena in serata sempre in città Belluno. Vi invito dunque a partecipare a questi eventi unici organizzati per il raduno del terzo raggruppamento dell'Associazione Nazionale Alpini. Fotografia a distanza, perché in casa da ordine che ci appare a distanza. Ce l'hanno così lungo? Guarda che lungo solo. Il problema sta a monte. Che le cosa detto a Capo Emo, no? L'anno prossimo, quando gli dai fuori i permessi del No, io mi sta a parlare qui che hai i telefoni in casa, qui rompi il Elevata temperatura, ora inizio la cerimonia principale di oggi del terzo raggruppamento del Triveneto. Compongono lo schieramento qui davanti a voi, da destra verso sinistra, la fanfara dei congelati dell'Appennata Pinacavone, il quintetto d'onore del settimo reggimento alpini, le autorità civili, militari e religiose, le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, le associazioni combattentistiche d'arma, i ragazzi di scuola dell'Associazione Nazionale Alpini, i vessilli delle sezioni dell'Associazione Alpini, ospiti del raduno e tutti gli addetti dei gruppi alpini presenti. Chiude, vedete qui i pressi della mia postazione, il reparto Salmerie della sezione di Vittorio Veneto con i suoi 4 muli e i loro bravissimi conducenti. Vengono ora resi onori all'aula dell'Associazione Nazionale Alpini, decorato di 4 medaglie d'oro concesse all'associazione e che si fregia di 212 medaglie d'oro a valore militare concesse agli alpini e ai reparti alpini. Il labaro si inserisce nello schieramento accompagnato dal presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, ingegnere Sebastiano Favero, dal comandante del settimo reggimento alpini, colonnello Andrea Carpi, seguito dal Consiglio Direttivo Nazionale, dal vessillo della sezione di Belluno e dal rispettivo Consiglio Direttivo Sezionale. Presenta! Onore all'Aula dell'Associazione Nazionale Alpini!
onori al gonfalone della città di Belluno, decorato di medaglia d'oro al valor militare e di croce di guerra al valor militare, e si inserisce nello schieramento. Presenta onori al gonfalone della città di Belluno. La cerimonia prosegue col suo momento più significativo, gli onori ai caduti del 7° Reggimento Alpini e con essi ai caduti di tutti i conflitti. Prego tutti i presenti di osservare un doloroso silenzio. La corona d'alloro sarà accompagnata dal colonnello Andrea Carli, comandante del 7° Reggimento Alpini, dal sindaco della città di Belluno, Oscar De Pellegrini, dal presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, ingegnere Sebastiano Favero, e dal presidente della sezione di Belluno dell'Associazione Nazionale Alpini, signor Lino Verrà. presenta onori ai caduti.
Così vi vogliamo ricordare che il monumento del settimo reggimento alpini, intitolato al vecchio Albosa, è opera del capitano del genio Enrico Bergoni. È stato inaugurato nel giugno del 1926 alla presenza del re d'Italia Vittorio Emanuele III. Presente qui in città per inaugurare anche il ponte della Vittoria. Lo stesso giorno 5.000 alpini sfilavano davanti a tre in piazza dei Martiri, che al tempo si chiamava piazza Campedere. A sinistra del monumento, il settimo reggimento alpini ha eretto una stela in memoria dei 5 alpini del reggimento caduti nella missione in Afghanistan tra luglio 2010 e febbraio 2020. Ecco, vediamo la stele che è stata citata proprio negli ultimi caduti tra gli alpini, la stele che vediamo ricordata da Nicoletto, adesso dovrebbe esserci. Prende ora la parola il vicepresidente della sezione di Vittorio Veneto dell'Associazione Nazionale Alpini, signor Rogliano De Biasi, che introdurrà il prossimo momento significativo. Signore, signori, autorità civili e militari, alpini, cittadinanza, qui convenuti per la resa degli onori caduti e per la visita alla cittadella militare che il settimo reggimento alpini ha allestito in occasione dello svolgimento del raduno del terzo raggruppamento ANA, siete inaspettatamente spettatori di un momento significativo che tratta di una pagina di storia che le truppe alpine e noi alpini abbiamo vissuto nel passato ed ora ricordiamo con particolare emozione. Esattamente in questa caserma, in questo cortile, tra queste mura, martedì 7 settembre 1993, a breve 30 anni or sono, la Brigata Gabone, allora ai comandi del generale Franco Chiesa, procedette all'effettuazione dell'ultima asta con la quale venivano venduti ai migliori offerenti gli ultimi 24 muri in forza attiva alle truppe alpine. Quel mattino erano in molti gli alpini a contrastare le offerte in rialzo per l'acquisto di muri da parte di commercianti interessati solo alla loro trasformazione in sarcati. Gli alpini volevano che quei testimoni rimanessero ancora in vita per tramandare il ricordo delle attività dei reparti sommeggiati. Furono aggiudicati all'asta Dro, Fara, Fina, Follonica, Fonso, Fraga, Fuca, Gaia, Gigio, Gioia, Gisella, Goro, Grata, Iace, Iletto, Imola, Iroso, Iso, Laio, Lanzara, Lara, Lena e Leo. Dei 24 capi, ben 7 furono acquistati dai fratelli Antonio e Bello De Luca, titolari di aziende boschive di Cappella Maggiore, territorio di pertinenza della sezione ANA di Vittorio Veneto. Altri 3 furono riacquistati il giorno dopo dai commercianti altoatesini, mentre 4 erano stati acquistati in un'asta precedente. Meravigliosi animali, ognuno con la sua matricola originale marchiata sullo zoccolo anteriore sinistro. Per il primo periodo gli animali furono adibiti al trasporto del legname dall'interno del bosco del Consiglio alle aree di carico raggiungibili dai mezzi meccanici. Dopo alcuni anni di onorato servizio civile, sopraggiunte migliorie di mezzi meccanici, l'impiego dei muri nelle attività boschive diventa marginale. Ma l'affetto che nel frattempo si è consolidato tra il proprietario e gli animali
fa sì che l'idea, al tempo spregiudicata, di costituire un vero reparto soleggiato si concretizzi. In seno prima il gruppo alpini di Cappella Maggiore e poi diventi identità organizzata sotto l'egida della sezione alpini di Vittorio Veneto. Ad accoglierli gli sconci, un gruppo generosissimo che ininterrottamente sino ad oggi 2023 si prendono quotidiana degli animali. Un vero attaccante alla tradizione, non sappiamo quali altri esempi citare. Inizia così un lungo e florido periodo di attività educativa, ma con il passare degli anni inevitabilmente il cerchio della vita riduce uno a uno i suoi componenti e da ultimo rimane Iroso, quel vago scurissimo classe 1969 acquistato al prezzo di 1.960.000 lire, matricola 212. Iroso assurge l'interesse della cronaca perché la sua età supera statisticamente le normali attese di vita di noi, che si attestano mediamente non oltre i 30 anni. Iroso compie 40 anni il 13 gennaio, ma il 29 aprile 2019 il suo cuore cessa di battere. Di Iroso rimangono significative testimonianze oltre che la sua memoria. Al Museo Nazionale Storico degli Alpini allestito ad Os di Trento è conservato lo zoccolo marchiato con la matricola 212. Il coro Anno Berto ha musicato una canzone a quattro voci maschili intitolandola Generale Roso. La sezione Anna di Varese ha voluto donare Roso un cavallo donato all'associazione Agres FCC Lago per l'attività di ippoterapia a favore di persone con disabilità. Oggi la sezione Anna di Vittorio Veneto, tramite il reparto Salmerie, desidera concludere questa bella storia facendo ritornare Iroso a casa. Il 7 settembre 1993 per vivere serenamente la sua inaspettatamente lunga esistenza. Lo fa donando al 7° Reggimento Alpini, perché lo conservi nel suo ricco museo di Villa Pata Senico, il basto che Iroso portò durante il suo servizio. Il presidente della Sezione di Vittorio Veneto, Franceschi Trovini, e con lui il cavaliere Antonio De Luca Alpino, che acquistò Iroso e altri 13 muli, accudendoli con cura, impegno finanziario e rispetto delle tradizioni, si avvicinano al comandante colonnello Andrea Carli, comandante del 7° Reggimento Alpini, comandante Andrea Carli, e al sottufficiale di corpo, primo luogotenente Mario Schiavo, per la consegna del basto. Grazie.
Signore e signori, grazie autorità per aver condiviso con partecipazione e interesse questo momento che identifica con ultimo ricordo di Roso la storia e la tradizione dei reparti subesati inquadrati nelle truppe alpine. La cerimonia prosegue ora secondo il protocollo. Grazie. Autorità, signore e signori, ringraziamo ancora la sezione di Vittorio Veneto di Medoro. La sfidamento verso della città di associazioni combattentisti dell'arma, dell'associazione alle ore 17. Ricordiamo inoltre che l'appuntamento principale della sarà lo sfilamento avrà inizio presso il piazzale Vittime di Gampani alle ore 10:15. Il 7° Reggimento Alpini e la sezione di Belluno dell'Associazione Nazionale Alpini, con essa tutta l'Associazione Nazionale Alpini, ringrazia tutti gli intervenuti e vi augura buon raduno. Renato, credo che ci sia, che c'è anche Tele TV con i zaini, sarà anche quello forse. Andiamo avanti.
vediamo si comincia lo sfilamento, si esce dalla stiamo vedendo l'uscita proprio del Belluno e inizieremo questo sfilamento insieme a vari labari delle sezioni che escono tra gli applausi della gente, degli alpini. Vediamo tutte quante le sezioni che si stanno portando verso Piazza dei Martiri per l'alzabandiera. Allora proseguiamo subito dopo, adesso vediamo invece, ecco, usciamo anche noi e continuiamo a fare quello che è il pomeriggio degli alpini che noi stiamo vivendo insieme a voi in diretta qui sulle reti Media Nord-Est. E adesso entriamo proprio potremmo dire quasi nel percorso che vedrete domani con l'inizio, diciamo così, dello sfilamento ufficiale, quello che sancirà, diciamo così, anche la chiusura della donata del terzo raggruppamento degli alpini dell'Associazione Nazionale Alpini. Allora lasciamo la caserma Salsa e intanto continuiamo a vedere lo sfilamento, continuiamo a vedere che si prende la strada di quella che è la città di Belluno verso Piazza dei Martiri, dove ci sarà l'alzabandiera, dove c'è tra l'altro il momento, diciamo così, domani ci sarà il momento con la presenza delle autorità e soprattutto lo sfilamento del raggruppamento, quindi sostanzialmente del nord-est. E allora con Nicoletta intanto facciamo vedere pure belle immagini degli alpini ma anche della città mentre vediamo che appunto il vessillo della sezione di Belluno apre sostanzialmente delle varie sezioni presenti appunto al raggruppamento. Noi lasciamo sfilare un attimo la ufficialità, diciamo così, dello sfilamento di Belluno. Vediamo un altro bel colpo d'occhio per quanto riguarda le altre sezioni, la sezione di Feltre, Cadore, la sezione di Vicenza, Vittorio Veneto. Abbiamo seguito prima questo passaggio estremamente toccante, è stata la storia del Basto di Roso, ma anche tutta la storia dei muli e delle salmerie che ho sentito raccontata con follia, quella che è stata ritenuta una follia, mentre vediamo tra l'altro la rappresentanza della sezione perché va ricordata anche questa regione che in questo momento sta soffrendo molto per quello che è accaduto con le esondazioni, con il maltempo, con l'acqua che ha assolutamente devastato tutto quel territorio. Noi siamo stati martedì a seguire a Faenza per alcune immagini e devo dire che è davvero terrificante ciò che è ancora rimasto e che faticosamente nel tempo i cittadini stanno cercando di portare via per riportare a una certa normalità la loro città e il loro modo di essere. E allora adesso invece noi vediamo anche un po' di gagliardetti che ricordano praticamente i gruppi che in questo momento stanno sfilando proprio per raccontare questa situazione e continuiamo a vederli, nel senso che questa è una sorta di pre-sfilata che domani potrete vedere in diretta sulle reti Media Nord-Est dalle 7:30. Intanto nel frattempo in lontananza potete vedere anche il famoso ponte degli Alpini di Belluno che abbiamo citato prima con il capitano Scognamiglio che ci ha raccontato dell'essere alpino in armi oggi e devo dire è stato davvero interessante, mentre Nicoletta vi faceva vedere le armi, i mezzi, i materiali in dotazione adesso al corpo degli alpini, corpo che ricordiamo è un corpo particolare, un corpo specializzato, un corpo peraltro molto ambito proprio per la tipicità, la capacità di poter agire in territori montani, in territori come abbiamo sentito sono formati, sono preparati, sono addestrati, come si dice in gergo, sono addestrati per
proprio riuscire ad essere operativi in territori montani. Eccoci qua, era immancabile intanto il reparto Salmeria e soprattutto, allora ci vuole raccontare un po' l'emozione di aver consegnato il basto di Iroso? Sì, è un'emozione unica, sono felicissimo, felicissimo. Felicissimo ma anche molto emozionato, l'abbiamo visto quasi con la lacrima. Questo nessuno me la toglie, perché quello che abbiamo sofferto per tirare il Iroso, 2 o 3 alpini mattino e sera, tagliarli il fieno e poi tagliarlo con la forbice perché ormai non lo mandava giù, mandava più giù. E allora doveva tagliare per sì. Abbiamo una soddisfazione tirato a 40 anni. Ma per voi perché vi siete così innamorati di Iroso? Perché era l'ultimo mulo della storia dell'esercito, questi valgono poco, capisci? Beh, ma valgono il ricordo. Il ricordo, sì. Un'altra roba, Un'altra roba. Questi li abbiamo sullo zoccolo, però è unico. Il nostro mito. Ecco, ma lei si era innamorato dei muli perché ha fatto salmerie durante il servizio militare? Ho fatto un po' di salmerie del servizio militare, poi siccome avevo la patente mi ha mandato un'altra parte. Quindi col CM52? Col camion? Sì, no, ma io ero autista del colonnello. Ma la dica piano. Perché? Perché mi dicono imboscato. No, non è vero, perché imboscato? Andare in giro con i colonnelli voleva dire parati sempre, tutto punto, non avere niente fuori, la divisa di ordinanza precisa, attenzione a non avere un bottone in meno. Bravi, tutti i fratelli, imboscato. Però devo ripagato questa cosa avventurandosi in questa... Sì. Cosa non la pensavo mai. Io presidente di che venisse una non avevo mai. Diciamo che è un'altra cosa, che lei non ce l'avrebbe fatta se fosse stato da solo. In realtà ha avuto tutti gli altri alpini attorno. Quant'era? 2 la mattina? 2 la sera alla fine, 4 alla sera per tagliare una domenica che poi il lunedì è mancato, 4 che tagliavamo il fieno così, perché non lo mandava giù. Poi l'ha mandato giù, ma io ho visto. Ecco, vedo che le salmerie vanno da un'altra parte, sì, e quindi saluto gli alpini, tutti gli alpini, i miei conducenti, ringrazio sempre, perché una manifestazione così è bella, perché abbiamo tirato Iroso e l'abbiamo portato dove ecco, allora adesso noi la lasciamo ai suoi alpini, ci vediamo per la sfilata di domenica. Grazie. Arrivederci, grazie. Noi invece continuiamo a raccontarvi questo sfilamento, lo facciamo facendo un colpo d'occhio salendo qui sopra con Nicoletta, facciamo vedere un attimo, eccoli qua, qui in alto, Nicoletta, eccoci qua. Se vedi qui su, Nicoletta, vedi assolutamente un pezzo di infilata. Non sarà così perché la sfilata di domani arriverà dal Ponte degli Alpini, che in questo momento ha il traffico bloccato proprio per permettere lo sfilamento. Stati all'interno della caserma e hanno seguito la cerimonia intanto in onore ai caduti, e poi l'altra cerimonia che vi abbiamo raccontato, che è quella proprio del passaggio di consegne, possiamo dire così, con il dal reparto salmerie della sezione di Vittorio Veneto al 7° reggimento, perché questo basto tra gli oggetti della storia degli alpini presenti nel museo degli alpini in Villa Pat qui a Sedico, un museo che vi invito di visitare per 2 ordini di motivi. Primo, perché il Villa Pat è una villa veneta molto bella da vedere all'interno di un parco estremamente verde, c'è una bellissima visione per quanto riguarda le Dolomiti Bellunesi, e poi all'interno appunto c'è questo museo, devo dire unico nel suo genere, quindi da visitare. Tra l'altro una pre-adunata, una pre-sfilata, come vedete il colpo d'occhio che ci fa vedere il campanile del Duomo.
noi arriveremo sostanzialmente in Piazza dei Martiri, dove è già stata allestita la tribuna d'onore. Lì ci sarà eccoci qua, e noi continuiamo a raccontarvela, come continuiamo a farvi vedere la gente che possiamo dire anche dai terrazzi lo spettacolo, perché questo gli alpini sono un'immersione nella comunità, un'immersione nel la comunità, nell'essere parte della comunità. E mentre noi continuiamo a raccontare questo, ma da cerimoniere si fa così? No, non si fa assolutamente così. E allora? Però siamo nella parte finale della sfilata e c'è un po' di confusione. Ma sa che lei potrebbe prendersi anche un stia punito? Sì, ma scontiamo la punizione molto volentieri. Senta, ma dove ha fatto il servizio militare? A Carnia, nel Friuli. A Carnia, proprio Carnia? Nella brigata Giulia. Sì, nella Giulia. Sì, qua sono ospite della Cadore, sono ospite. Dove c'era la Cadore siamo ospiti. Però diciamo la Giulia, dove, proprio in Carnia dove? Carnia, c'è un paese che si chiama Carnia. Perché quando uno in mezzo. Sì, esatto, dice l'ho fatto in Carnia, vuol dire l'ho fatto la Carnia è grande e basta. Esatto. No, proprio il paese Carnia. Mansione? Ero armiere. In armeria. Quindi tutto il giorno tutto il giorno a illustrare il FAL, il MG, le pistole, vai che vai bene così. Le beretta? Belle. Belle. Facevi più danno quando le lanciavi che quando sparavi, però va bene così. Calibro no. Quelle sono di gestione degli ufficiali. Vedo che si ricorda. Sì. Si ricorda. E olio di lino e avanti e vai. Si faceva così. Anni? Quando è che l'ha fatta? Quanti anni aveva? A 19 anni. Quindi... Cosa le ha insegnato il servizio militare e soprattutto gli alpini? Rispetto e educazione. Rispetto e educazione. Per gli altri. E adesso, facendo il cerimoniere, quando fa il cerimoniere in maniera ufficiale, c'è il rispetto e educazione da parte di tutti gli alpini? Purtroppo no. Purtroppo no. Ci sono molti che si ribellano a quelle che sono le regole, che dicono che non serve, però la regola serve nella vita. L'abbiamo imparato, no? Questo ci hanno insegnato. E per questi ragazzi che hanno il filamento, questi giovani dei campi scuola? Sia la nuova generazione che ci porta avanti. Speriamo. Grazie, buona sfilata. E adesso noi continuiamo a vedere lo sfilamento delle penne nere. E intanto ci avviciniamo. Tra l'altro è un bel colpo d'occhio vedere in questa giornata che Belluno sostanzialmente si sta fermando prima ancora della sfilata ufficiale per questa presfilata dedicata alla, come potremmo definire, quindi alla seconda cerimonia ufficiale di questa giornata, una cominciata, lo ricordiamo, questa mattina alle 9:30 su al Nevegal con la cerimonia proprio del primo alzabandiera, e a seguire con la Santa Messa officiata dal Vescovo di Belluno, Monsignor Marangoni, che ha anche richiamato il senso di famiglia delle penne nere. Intanto guardate che infilata di penne nere lungo il viale. Ecco, sarà più o meno così anche domani lo sfilamento. Ricordo, noi seguiremo dalle 7:30 in diretta tutta la manifestazione fino al termine, fino al passaggio della stecca, che ricordiamo passerà da Belluno a Venezia, quindi agli alpini quota zero, anche ricordando che poi il prossimo anno la Triveneta si terrà in quella di Bibione. E quindi, mentre noi continuiamo a raccontarvi questo momento, stiamo avanzando proprio verso Piazza Martiri. Lì ci sarà la cerimonia dell'alzabandiera ufficiale e poi a seguire ci sarà una fanfara, ma credo che noi a un certo punto dovremo dare la linea ai telegiornali, quindi arriveremo sicuramente fino all'alzabandiera ufficiale per poi cedere la linea. Va ricordato e va come dire, sottolineata la presenza sin da questo sabato, ma già anche da ieri, di tantissime penne nere provenienti, come abbiamo visto, non solo così dal circondario, ma anche da discreta distanza, con le varie
rappresentanze che abbiamo visto con i labari, con i vessilli che abbiamo visto sfilare sin dall'inizio. Adesso noi ci avviciniamo sostanzialmente alla piazza dei Martiri, adesso continuiamo a vedere lo sfilamento delle penne nere, anche se in realtà non è un vero e proprio sfilamento ufficiale, però devo dire che il contegno è importante ed ha esattamente la sensazione di quello che succede quando si muovono gli alpini. Adesso noi ve li facciamo vedere da un'altra angolatura, intanto e allora continuiamo a vedere proprio lo sfilamento delle penne nere. E adesso andiamo a seguire. Nicoletta, girati da questa parte, brava, eccoli qua che stanno sfilando verso proprio Piazza dei Martiri, dove seguiremo completamente tutta la cerimonia fino all'alzabandiera. Un momento importante. Adesso mi avvicino, visto che ho visto la sezione di Reggio Emilia. Senta, intanto benvenuto qui in rappresentanza. Grazie, sì. Qual è il messaggio che arriva dagli alpini di Reggio Emilia? Il messaggio di fratellanza, di amicizia e fratellanza. Il ricordo di chi purtroppo ci è andato avanti prima di noi e quindi amicizia e fratellanza. Ma anche un messaggio di aiuto, perché comunque ho visto soprattutto in Romagna che cosa c'è ancora. Questo per noi diciamo che è scontato, facendo parte della protezione civile, anch'io come si vede dal cappello. È nostro dovere, punto. Ecco. L'abbiamo nel sangue da quando sono nati gli alpini. Ecco, ma noi siamo stati a Faenza la scorsa settimana, cioè martedì scorso per la precisione, e abbiamo visto che la situazione è ancora parecchio grave. Ma parecchio grave. A Faenza c'è ancora il fango alto così? Sì, ma in qualche luogo sporadico sì. Diciamo che il brutto purtroppo è ancora giù in Emilia-Romagna, in Romagna diciamo, che da noi bene o male è andata tra parentesi abbastanza bene, perché non ci sono stati grossi, insomma una grossa alluvione, ecco, non c'è stata. Sì, ha dato danni, sì, è chiaro, però sopportabili, dai. Però devo dire che nella avversità sono arrivati gli alpini un po' dappertutto, tutti hanno dato la loro disponibilità, tutti si sono offerti per dare una mano, per cercare di tornare a una normalità che ci vorrà mesi. Adesso noi abbiamo avuto una squadra, chiamiamola così, della nostra sezione, che ha dato oltre 200 giornate di lavoro, quindi per una sezione piccola come la nostra, che siamo circa 1300 iscritti alpini, vuol dire molto. Va bene, grazie, buona sfilata. Continuiamo a vedere le immagini, di questo sfilamento in attesa dell'arrivo, diciamo così, a Piazza dei Martiri con Nicoletta. Seguiamo lo sfilamento e intanto ci avviciniamo in quello che sarà, diciamo così, l'altro momento ufficiale, il momento dedicato all'alzabandiera, proprio qui, dove domani ecco, sentiamo il nostro commentatore ufficiale di sottofondo, e quindi a breve vi faremo sentire questa voce che, come oggi al Nevegal, vi ha raccontato gli alpini, vi ha raccontato le gesta, ma soprattutto l'animosità dell'essere alpini. Ecco che siamo in infilata verso Piazza dei Martiri, e quindi mentre a sinistra vediamo tanta gente che con telefonini, ma semplicemente con i propri occhi, immortala questo momento che per Belluno e non solo è un momento sicuramente storico. Ci stiamo avvicinando al punto dove ci sarà l'alzabandiera ufficiale. Stiamo seguendo questa situazione e siamo ancora una volta
praticamente in testa allo sfilamento e abbiamo ancora una volta dalla nostra parte riusciamo a vedere gli alpini della sezione di Belluno. Intanto continuiamo a vedere la gente, continuiamo a vedere il piacere dei tanti alpini nel seguire questa sfilata, questo sfilamento che ci porta proprio nel momento in cui ci sarà a sinistra l'alzabandiera ufficiale. Vi ricordo che sono in questo momento le 16:12 minuti primi, credo che continueremo almeno fino alle 16:30 per quanto riguarda la ufficiale dell'alzabandiera, che sancisce in maniera inequivocabile, come si dice, l'inizio di tutti gli eventi ufficiali per quanto riguarda la Dunata Triveneta qui a Belluno. Emozioni, devo dire, particolari, emozioni importanti che adesso noi cercheremo di raccontarvi proprio attraverso la voce dello speaker ufficiale. Noi cerchiamo di avvicinarci a quello che è, diciamo così, il momento solenne che non può mancare in ogni adunata, è il momento solenne, quello dell'alzabandiera ufficiale. Ancora una volta vediamo sfilare i vessilli delle sezioni di Feltre, di Venezia, di Vicenza, di Vittorio Veneto, Valdobbiadene, Padova, Abruzzi, sezione di Pordenone, Verona e poi ancora Conegliano, Treviso e poi la sezione di Montegrappa, la sezione di Alessandria, la sezione argentina l'abbiamo sentita oggi, Valdagno in primo piano e poi la sezione valtellinese, la sezione dalla Germania e poi abbiamo sentito prima l'alpino che ci ha raccontato la sezione dell'Emilia Romagna. Adesso ci spostiamo perché sta per essere appunto esserci il momento ufficiale. Ecco, in questo momento stanno, come dire, preparando tutti gli alpini, li stanno preparando per lo schieramento e quindi per l'atto ufficiale dell'alzabandiera. Adesso vi lascio un po' alla musica della fanfara e noi ci risentiamo tra qualche istante.
il corpo della Croce Rossa, alla quale dobbiamo molto, soprattutto in questi anni, sapere che ci sono i rappresentanti delle associazioni di combattenti che ama e giovani e i nostri campi suona, rincuora, viene di orgoglio, così come si sente di orgoglio sapere che questa è una città dedicata al mondo delle arti, Belluno si sta al pari delle cose del nord, delle cose del Bolzano, delle cose dell'Arco, di Torino, di Lozano, di Ischia e tante altre città che questo titolo hanno costruito un'identità, una forza e un orgoglio. Sapere che con noi questo risorto storico autorità, alpini, signori, buongiorno e da parte del 7 Movimento Alpini ringrazio e ricordo che proseguiamo il programma associativo di oggi di questo meraviglioso autunno con la cerimonia dell'alta bandiera che sarà breve qui in questa piazza. Da questo istante, sulle note dell'Italia, due alpini della sezione di Belluno dell'Associazione Nazionale Alpini inizieranno il tricolore nazionale sul pennone civico della città di Belluno. Invito tutti i presenti quindi ad accompagnare con la propria voce il canto degli italiani. Alla strada che fa un luogo. Alza la bandiera. E questa associazione, una volta sopra emozionante, saluto alla nostra bandiera associativa da 4 giorni. E ora ci sono finali al voto che
lascia lo schieramento scordato dal presidente l'ingegnere Sebastiano Paolo del Conda, movimento alpini colonnello Andrea Cani, seguito dal Consiglio Direttivo Nazionale. Onori all'Aula Nazionale. La cerimonia qui siamo arrivati si è così conclusa. Desidero ricordare che le ore la parola dei condannati della nella cerimonia di caserma e nelle fasi e che vedete qui schierate esemplare benissimo caserma militare che vi dico vedete a Colombo. Inoltre ricordo che alle ore 18 l'Assemblea nazionale nella piccola piazza di Vittorio Emanuele vi sarà un concerto di coreografie. L'appuntamento delle ore 21 con un concerto sempre della fanfara dei condannati da calore presso lo stesso Rete. E dunque la parola con la stessa e mi auguro buon anno. Grazie. Tutto il pomeriggio che abbiamo raccontato in diretta, siamo sostanzialmente nel cuore della adunata triveneta degli alpini qui a Belluno. Abbiamo cercato di raccontarvi tutta la parte ufficiale, questa sera invece dalle 20, naturalmente dopo i collegamenti con i telefoni, vi racconteremo invece degli alpini. Avete sentito, c'è un appuntamento in Bassa Arena con la ma seguiremo anche i tanti alpini, le tante degli alpini che vivono la serata qui a Belluno, tra canti ma soprattutto tra tanta amicizia e tanta solidarietà. Direi che per il momento Belluno è tutto. Ringrazio Renato Cappoia e dalla regia di Viso, ringrazio Nicoletta Rizzetto che ha avuto la pazienza dietro a questi alpini e do appuntamento ai telegiornali più tardi cominciando dalle 18:30. Da Lucio Zanato un buon pomeriggio a tutti.